Sono ancora sotto shock le due dipendenti del Mercatone 1 di via Circonvallazione a Castelfranco Veneto. Ieri sera, nell'orario prossimo alla chiusura, 3 malviventi incappucciati, armi in pugno, sono entrati per una rapina. Appena entrati si sono diretti verso il negozio Oro all'interno del centro commerciale, costringendo due commesse a portarli di fronte alla cassaforte dei gioielli. Apri la cassaforte, non fare la furba o ti portiamo via con noi, hanno detto ad una delle due mentre l'altra era sotto il tiro della pistola. Attimi di paura e di disperate spiegazioni, visto che la cassaforte non si poteva aprire per la chiusura temporizzata. All'interno del centro commerciale il panico. Nel reparto elettrodomestici un commesso avvisato da una collega non ha perso il controllo della situazione, mettendo al sicuro alcuni clienti. Come è venuta la collega che mi ha detto che un incappucciato aveva preso la mia collega del reparto casse, ho cercato un attimo di capirmi e allora ho bloccato quei clienti che c'erano qua da me in reparto e li ho fatti uscire dall'uscita di sicurezza. E poi in ufficio le hanno fatto i complimenti. Beh, vabbè, complimenti per cosa? Non ho fatto niente io, cioè. Io ho più di dare sostegno poi dopo le mie colleghe che giustamente erano impaurite. I rapinatori nel frattempo hanno deciso di scappare, convinti che l'arrivo dei carabinieri fosse imminente. Prima di fuggire però hanno asportato una cassa. Non si conosce l'esatto ammontare del bottino. Del caso indagano i carabinieri di Castelfranco Veneto, giunti immediatamente sul posto per le indagini del caso.